3 vittorie, un pareggio, una sconfitta. No. Eccellente. Tutto pronto al Parastadio per la partita tra Atletico Conegliano e Union Diavoli. Atletico Conegliano che si presenta con il numero 6 Martin, numero 7 Fasanella, numero 8 Favaro, numero 9 Brusaferri, numero 10 Ziberi, numero 11 Carbuccio, numero 12 Silvestrin, numero 13 Finato, numero 17 Imamovic, numero 19 Veseli, numero 21 Suriani, numero 30 Celotto. Union Diavoli invece con il numero 1 Spagnolo, numero 5 Sacca, numero 6 Beltrame, numero 8 Scotton, numero 9 Favero, numero 10 Pavanetto, numero 11 De Giovannis, numero 16 La Torre, numero 21 De Leva, numero 22 Chiapolin, numero 24 Simonetti, numero 25 Mignola. Qui con voi Andrea Madero E adesso Morettini. La partita difficile tra la terza e la quarta in classifica, una partita che potrebbe ipoteticamente riavvicinare, rimettere in corsa il Conegliano per il secondo posto, ma ormai dipende tutto dai risultati degli altri campi. Che partita ci aspetta, Ale? Una partita che sicuramente il Conegliano dovrà aggredire fin dall'inizio e guardare con un occhio e ascoltare il risultato dell'Arzignano, perché non bisogna mai smettere di sognare, soprattutto nello sport. Sappiamo quanto questo magnifico sport possa essere imprevedibile, sia in una partita che in un campionato. I giocatori devono entrare con la speranza di potercelo ancora fare. Atletico Conegliano che non vince qui in casa ormai da 2 partite, non era mai successo nell'arco della stagione, e deve essere questa la partita giusta per rimettersi in carreggiata. Conegliano che deve trovare anche continuità un po' nei risultati. L'ultima ha perso Arzignano 3-0, forse è un spezzagambe per quello che è stata la stagione di mister Brusaferri e la sua compagine, però come abbiamo detto prima i miracoli certe volte si avverano e non bisogna smettere di provarci. Inizia il match con il primo possesso per l'Union Diavoli, che prova subito il lancio lungo, era sulla traiettoria Celotto, adesso Favaro si scarica su Veseli, Ziberi ad impostare, torna il duo tra Ziberi e Imamovic che ha dato tante fortune in questa stagione. Adesso parte il contropiede con il Finero, Favaro che sbaglia il mancino. Come l'ultima partita che abbiamo visto qua in casa, che poi è uscito un pareggio all'ultimo secondo, il Conegliano non deve sbagliare nulla, deve concentrarsi, non deve perdere palla, soprattutto all'inizio dell'azione, perché dopo i problemi si possono creare. Adesso prova Pavanetto, chiuso da Favaro, Ziberi, forte il pressing dell'Union Diavoli, adesso Favaro, c'è Pavanetto al centro, Veseli evita l'angolo. Ricordare che Pavanetto nell'ultima gara ha raggiunto quota 100 gol con la maglia dell'Union Diavoli. Favaro scambia con Ziberi, Imamovic ha un po' di spazio per impostare, cerca ancora al centro Favaro, adesso giro palla per Veseli, cerca Ziberi, pallone passa ma sorprende il numero 10 che non riesce ad agganciare. Adesso riparte l'Union Diavoli con Pavanetto che cerca Favaro, vuole liberare il mancino, Pavanetto ha un po' di spazio, suola ancora per Favaro, interviene Favaro su di lui, entrambi classe 2003, quindi nome molto simile, non c'è da fare confusione. Subito aggressivo l'Union Diavoli, che ha provato a recuperare palla, sta provando a recuperare palla velocemente e ribaltare il fronte, e Conegliano sembra un po' passivo ancora, soprattutto in attacco. Imamovic cerca l'1-2, adesso Scotton perde il pallone, rimesso laterale Imamovic, ha un po' di spazio, Imamovic prova la punta, para Spagnolo, adesso prova a lanciare il contropiede con Pavanetto. La disattenzione della difesa degli ospiti, la rimessa laterale. Fatto Scotton, vince il contrasto con Veseli, deve intervenire il numero 17 Imamovic per mettere una pezza. Adesso Beltrame la lascia per Scotton che vuole lancio lungo per Favero. Beltrame cerca un'imbucata
ambiziosa per Beltrame. Favaro, Veseli, Imamovic prova a giocare veloce per Ziberi. Forse è questo quello che devono cercare i ragazzi di mister Brusaferri, la giocata veloce, do la palla e mi muovo, creo spazio e cerco di sorprendere la difesa avversaria, ma fino adesso in questi primi minuti e mezzo non è riuscito. Un Diavoli che sta provando a giocare molto sul pivot, adesso Imamovic vuole liberare il mancino, scarica su Veseli, Ziberi sulla sinistra, Imamovic, calcio, adesso Favero, lancio direttamente per Scotton, su di lui Celotto che interviene con il fisico e lascia scorrere il pallone fuori. Dimostra anche tanta personalità nonostante la sua giovane età, ma questa stagione abbiamo imparato molto a conoscerlo quando Sponga non c'è stato, lui ha risposto sempre presente. A parte un errore qui in casa, per il resto tante belle parate. Intesa tra Ziberi e Imamovic che sta mancando in questi primi 3 minuti di gara. Sappiamo quanto questo duo ha impensierito tutte le difese del Veneto. Adesso Scotton esce ancora, Celotto, fondamentale. Imamovic prova a passare in mezzo a 3 e ricomincia il giro palla su Veseli. Ziberi, Favaro, Imamovic vuole puntare, la lascia Favaro, interviene su di lui Favero. Adesso sarà calcio di punizione per l'Atletico Conegliano, fallo di Beltrame su Favaro. Veseli ha un po' di spazio per puntare, ricomincia il giro palla a Ziberi. Imamovic spalla alla porta, se ne porta 2 su di lui e la tocca per Veseli che prova a destro, pallone calcio d'angolo, è stato deviato da Spagnuolo. Avere questo Imamovic là in mezzo all'attacco fa tutta la differenza di questo mondo. Anche nelle precedenti partite, quando ha saltato qualche match, il Conegliano ha fatto molta fatica, soprattutto a creare occasioni, a appoggiarsi davanti e arrivare con le incursioni da dietro. Imamovic la tocca per Ziberi, destra al volo che finisce alto. Pavanetto subito a puntare sulla sinistra, la tocca per Favero, salva Veseli, adesso Ziberi. Contropiede, prova la punta, pallone forse deviato, forse no. Direttore di gara che indica il calcio d'angolo, allora sarà un altro giro da fermo per l'Atletico Conegliano. Va stranamente alla battuta Ziberi che cerca Imamovic, 1-0 per il Conegliano. Sono ritornati loro 2, Ziberi per Imamovic. Come avevamo detto pochi minuti fa, avere un giocatore così fa tutta la differenza del mondo e l'ha dimostrato. Questa volta la luce l'ha accesa Ziberi e l'ha conclusa l'azione Imamovic, che quando c'è di solito fa sempre gol. Imamovic che sale a 13 gol in campionato. Scotton punta Carbuccio, rientra sul mancino, interviene Favaro, Ziberi a lanciare il contropiede, Carbuccio si gira verso l'interno e scarica su Favaro. Adesso Imamovic, Favaro, Ziberi cerca il tunnel su Scotton, poi la tocca di tacco per Imamovic. Favaro prova di bucata veloce, palla rimessa da fondo. Una volta trovata fiducia Ziberi ci può far vedere anche queste giocate, cioè, il piede è suo, la tecnica. Scotton salta Favaro e poi c'è la tocca per il numero 10 Pavanetto che trova il 18° gol in campionato. Sorpresa qua la difesa del Conegliano con un lancio lungo, una sponda e il più classico dei tap-in per Pavanetto. Un gol tanto facile quanto bello, bellissimo il sombrero di Scotton, che poi serve il compagno, ben posizionato, nessuno a marcarlo e appoggia di testa il suo 101° gol. Ziberi cerca Imamovic che prova a lottare. E ancora una volta il Conegliano, se non si ritrova sotto, si fa pareggiare subito. Mostra anche quanto
manca un po' la mentalità forse a questa squadra di controllare il risultato una volta passati in vantaggio, perché sono passati 30 secondi dal gol e devi già ricominciare a ricostruire tutto dall'inizio. Imamovic se la sposta sul mancino, portato fuori da Torre. La Torre che è il terzo miglior marcatore dell'Unione Diavoli con 10 gol. Adesso lancio lungo per Beltrame. La Torre. Tocca ancora per Beltrame che avanza con la rimessa laterale quando mancano 14 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo. La Torre, c'è il Pavanetto solo sul secondo palo, palla proprio per lui, va a liberare il destro, punta che prende una traiettoria ad uscire. 3 cambi per il Conegliano che è evoluzionato proprio la squadra dentro Finato, Brusaferri e Martino. Intanto vediamo Brusaferri in un'insolita posizione da esterno. Diciamo che il classe 2005 con il ritorno di Imamovic dovrà sgomitare per trovare spazio da pivot. Martin, Brusaferri. Martin adesso a ripastare, cerca Brusaferri che protegge la palla con la gamba destra. Carbucci si gira, la tocca per Martin che prova un doppio tocco per saltare Pavanetto. Quando non c'è Ziberi in campo vedi un po' quanto manca la qualità nel palleggio del Conegliano. Il Diavoli ha alzato un attimo il pressing e ha recuperato poi. Attenzione, Beltrame para Celotto in croce. Pochi passaggi e ribaltano il fronte, si trovano subito in porta. È pericoloso questo Diavoli. Adesso calcio d'angolo, va alla battuta Beltrame. Cerca Pavanetto sul secondo palo. Interviene Celotto. Finato. Martin. Carbucci sale il pressing aggressivo, si gira bene. Carbucci e lancia il contropiede. Carbucci vuole il mancino. Para Spagnuolo. Ottima iniziativa del numero 11. Adesso si fa saltare troppo facilmente da Pavanetto. Blocca Celotto. È una bella partita, Andrea, cambi di fronte, tantissimi cambi di fronte da una parte all'altra e fino adesso 2 gol in 7 minuti, ma anche tante emozioni. Finato protegge palla per il calcio d'angolo, va alla battuta il numero 11 Carbucci. Carbucci la tocca per Martin che sbaglia però il passaggio per Brusaferri. Brusaferri, Carbucci vuole puntare, la scarica su Finato che gestisce il pallone, spalla alla porta, non trova spazio per liberare il destro, allora si affida il giro palla a Martina con la Torre. Simonetti prova l'aggancio con il tacco. Carbuccio, Martin. Interviene Simonetti, lancia il contropiede. La Torre para Celotto. Simonetti prova a liberare dalla marcatura di Carbuccio. Ancora una volta palla persa dal Conegliano e tiro in porta del Diavoli, questa volta con la Torre. Abbiamo visto proprio quanta difficoltà del Conegliano nel gestire questo pallone quando non ci sono in campo, diciamo, le stelle di questa squadra. Finato ancora chiuso il suo destro, ora si affida il giro palla, Brusaferri vuole liberare il tiro, interviene Simonetti. Adesso Celotto, lancio lungo che stava per sorprendere Spagnuolo. Ci è mancato veramente poco. Ottimo intervento dell'altro estremo difensore spagnolo che
ha salvato. Quando si dice quando meno te l'aspetti, Celotto che vuole essere la conclusione. Finato si coordina bene e colpisce il numero 5 Sacca. Calcio d'angolo, Carbucci. Finato con un po' di spazio in mezzo, deve girarla con l'esterno. Ancora Carbucci. Terzo calcio d'angolo di fila, anzi rimessa laterale. Ancora c'è Brusaferri tutto libero seduto adesso. Brusaferri sbaglia il tocco. Volta Simonetti che conquista la rimessa laterale. Bravissimo il lavoro del numero 24. Questo è stato un grandissimo rischio preso da Brusaferri, perché è l'ultimo uomo a provare il tiro così. Se rimpallo sfortunato, gli avversari vanno in porta, ma è stato bravo anche Martin a rinvenire appunto su Simonetti a salvare la situazione. Scotton prova a far girare il destro, posizione difficile, intanto è entrato anche Fasanella tra le fila del Conegliano. Brusaferri, Martin, sbaglia il tocco Martin che vince poi il rimpallo. La Torre, la tocca per Simonetti che prende il palo e poi para Celotto. Sfortunato il numero 24 in questa occasione. Palo colpito da pochi metri. Brusaferri. È sempre la stessa situazione, Andre, palla persa e diavoli che aggrediscono e poi arrivano al tiro. Questa volta la fortuna baciati in testa al Conegliano, ma dopo è stato bravo Celotto a parare. Infatti adesso torna in campo così bello, vediamo se riesce ad accendere di nuovo la luce. Fasanella tocca per Brusaferri. Di Sacca che per pochi un altro giro da calcio d'angolo con Fasanella. La tocca ancora per Brusaferri. 2-1 per il Conegliano. Sorpreso Spagnolo, preso contro dal tiro di Brusaferri. È la terza calcio d'angolo che Brusaferri aspettava questa palla. Prima la deviazione fortunata della difesa, questa volta un tiro potente di destro che ha trafitto il portiere dell'Unione Diavoli e ha riportato il vantaggio in casa Conegliano per Brusaferri il gol numero 9. La Torre supera l'intervento di Finato. Sacca. Ancora la Torre. Si prova a rigiocarla per Sacca che supera in dribbling Finato. Interviene Celotto, ma l'Unione Diavoli quando attacca riesce sempre a trovare la conclusione. Questa è anche la serata dei sombreri, Andrea, il secondo che vediamo nel giro di pochi minuti. Prima ha portato gol, adesso ha portato una grande parata di Celotto. Ancora Celotto a chiudere il passaggio al centro di La Torre. Alto calcio d'angolo. Saccon sbaglia l'aggancio. Adesso lo stesso palla per il Conegliano quando mancano 9 minuti e 43 secondi. Situazione di 2-1 per i padroni di casa. Brusaferri scambia confinato. Brusaferri rinviene su di lui Saccon che però sbaglia il lancio lungo. Andrea, fammi sottolineare i 9 gol di Brusaferri, che è arrivato in corso d'opera a segnare 9 gol in una squadra nuova che conosci da poco. Non è cosa da tutti i giorni, soprattutto per un giocatore che sia trovato spazio per gli infortuni di Imamovic, ma non così tanto, e tante volte ha salvato anche qualche partita in casa Conegliano. Fasanella prova a lanciarsi, soprattutto da sottolineare come i 9 gol di Brusaferri siano tutti arrivati in un periodo dove comunque
il campionato dell'Atletico Cornigliano è stato fortemente compromesso da risultati negativi, come le 2 sconfitte arrivate in casa nelle ultime 2 partite qui al Palastadio. Ziberi la tocca per Fasanella che voleva rientrare sul mancino, viene portato fuori dai giochi dalla 3. Dato Saccon a spazio, la lascia per De Giovannis che allarga troppo il destro. Stessa azione del gol dell'1-1, palla lunga, difesa del Cornigliano mal posizionata, pivot controlla, scarica e da dietro arrivano delle frecce. Prima il gol, adesso fuori di nulla. De Giovannis cambia con la Torre che prova la verticale con Rivela e Ziberi sempre con l'esterno chiude Scotton. Tanto è ritornato in campo Veseli che nell'ultima partita ha trovato 2 gol, i primi 2 di questo suo campionato in maglia conegliano. Imamovic, Veseli parte il contropiede con la Torre, para Celotto, altra chiusura importante del numero 30 ed è calcio d'angolo per l'Unione Diavoli. E non è la prima, Andrea, ce ne sono state tantissime e il Cornigliano sta rischiando sempre di più, secondo me. Una volta che ha segnato un gol, una squadra dovrebbe cercare non solo di fare un altro, ma di congelare un po' i ritmi del gioco. Invece il Cornigliano si lascia il pallino in mano agli avversari e questo non bisogna farlo, una grande squadra non può farlo. Sacca, Scotton, punta Ziberi e scarica ancora per Sacca a rimpostare, sbaglia l'apertura per De Giovannis ed è ancora possesso palla per il Cornigliano. Imamovic spalla alla porta, prova a liberare il mancino, parte una cannonata dal piede del numero 17. Fa trovare pronto Spagnuolo. Poi possiamo dire che Spagnuolo è stato fortunato che Imamovic l'abbia colpito e non il contrario, perché questa palla difficilmente l'aveva a trovare la prima. Veseli parte secco nel suo destro, chiuso dalla Torre. Adesso il Cornigliano sta provando a riaffacciarsi dalle parti di Spagnuolo con una serie di conclusioni da fuori. Varia tanto anche questo Cornigliano dai calci d'angolo. Una volta era solo palla dietro a Ziberi e calcio, adesso è cambiato molto, tante soluzioni. Ovviamente dicevi, abbiamo assistito al più classico degli schemi, ovvero Imamovic per Ziberi. E Giovannis, viene Fasanella, poi Imamovic, questa rimessa laterale, Fasanella tocca per Imamovic che se la allunga dal centro, adesso parte contropiede, esce Celotto su Scotton, esce non con i tempi giusti il numero 30 che colpisce. Ale sembra la parte superiore della schiena vicino al collo, che aveva preso una botta, non so se ricadendo o proprio contro il portiere del Cornigliano, ma sembra tutto ok per il numero 8. Ziberi, Veseli, Fasanella sulla destra, può impostare perché Imamovic, pallone un po' scomodo da controllare. Cornigliano che fa fatica ad essere fluido proprio nel possesso palla. Sì, va bene le conclusioni da fuori, però stanno mancando proprio gli scambi. Adesso De Giovannis interviene, Veseli ed evita un 3 contro 1 contro Celotto. Imamovic, gioco di suola, portato fuori ancora dal gol di Giovannis. Fase confusa del match, Imamovic. Poi Fasanella, suola per Celotto. Ziberi cerca ancora Fasanella che l'aggancia, ma non riesce a rientrare. Lasciami evidenziare la situazione salvata da Veseli, è qualcosa di fondamentale per il Cornigliano, perché
andavano 3 contro 0 gli Union Diavoli e là sarebbe stata una situazione, non dico depotenziale 2-2 perché dopo non si sa mai, ma molto rischiosa. Intanto mister Brusaferri che torna con il quintetto iniziale quando mancano 5 minuti e 40 secondi. Favaro, Ziberi, Mamovic lascia scorrere, le rimessa dal fondo per Spagnuolo. Gioco molto confusionario da entrambe le squadre. Adesso Pavanetto, Celotto, intervento splendido a salvare il risultato e evita il pareggio dell'Union Diavoli. È incredibile la facilità con cui l'Union Diavoli riesce ad arrivare dalle parti di Celotto, un passaggio, 2 passaggi, sponda del pivot, tutti gli altri che si inseriscono e arrivano a tirare in porta. Questo sarà, non esagero, l'ottava nona parata di Celotto, che è bravo sì, ma non bisogna concedere così tanto a una squadra che comunque ha già segnato 66 gol. Certo non saranno tantissimi contro i 90 gol del Conegliano, ma comunque per una squadra quinta a questo momento non è cosa male. Conegliano che è stato graziato anche dal legno colpito da Simonetti. Diciamo che dopo il time out devono rientrare con ben altre attenzioni e soprattutto motivazioni i giocatori della squadra di casa. Adesso sarà calcio d'angolo per l'Union Diavoli. Fa la battuta alla Torre. La Torre la alza per Pavanetto che prova il mancino al volo. Favaro, Ziberi, Chinato, prova a girarsi, palo, legno colpito dal numero 3. È stato benissimo in questa dinamica. È stata una masterclass di Finato su piede perno e mi giro sulla forza, usando la forza dell'avversario, nascondo la palla e vado al tiro, ma ci è mancata davvero di centimetri il gol al capitano di questo Atletico Conegliano. Ziberi, Veseli salta il numero 16 ma si trascina il pallone in rimessa laterale. Tanto Brusaferri scalpita in panchina, voglia di entrare, di dimostrare, anche se ha già dimostrato questo Conegliano, di mettersi in mostra. Pavanetto non supera Ziberi che adesso prova la punta, sempre lui, di Ziberi per il 3-1 del Conegliano. Fate 32 in campionato per il bomber numero 10, anche questa volta, come ci hai insegnato tu la scorsa partita, il suo miglior tiro è il tiro di punta. Anche questa volta trafigge Spagnuolo e fa 3-1. Adesso il risultato è un po' più sicuro per questo Conegliano, in cassaforte. Sarei curioso di vedere la condizione degli scarpini di Ziberi per vedere la differenza tra la punta e l'interno. Pavanetto subito, Favaro ha un po' di spazio per impostare, Ziberi tocca per Veseli, Finato, ancora Favaro, pallone non semplice, buona riboccata di Ziberi per Finato che però lancia con il destro. La Torre, Favaro vuole liberare Mancino, ce la fa, trova sul secondo palo Pavanetto che con la coscia non riesce a ribadire in rete. Questo penso sia una delle prime volte che Favaro supera Favaro, perché un difensore così difficilmente si fa superare, soprattutto nell'1 contro 1, con tutta la sua forza nelle gambe. Pavanetto ancora cerca Favaro, non viene su di lui Ziberi dopo l'errore in fase di impostazione. Adesso Finato vuole la punta,
che colpisce il fotografo. Adesso è calcio d'angolo per l'Atletico Conegliano. Questo è finato, ma al finato manca un po' sentire la rete, sentire la porta, segnare gol, e questo a un bomber come lui. Zuberi intanto prova un destro che parte fortissimo, para con uno splendido riflesso spagnolo dopo una deviazione. Favero, Ziberi, adesso Veseli, supera in velocità la torre, ma per l'ennesima volta si trascina il pallone in rimessa laterale. Questi 3 minuti deve gestire il risultato e andare negli spogliatoi con minimo 2 gol di vantaggio per essere anche più sicuri nel secondo tempo e non perdere certezze che già in questo primo tempo hanno un po' vacillato in casa giallo-blu. Proprio è questo quello da evitare. È bastata una rimessa laterale per sorprendere il Conegliano scoperto. Per fortuna il pallone non è finito a Pavanetto, adesso finato. Si gira, prova rimbucata per Ziberi, parte Pavanetto che adesso punta Celotto, la tocca per la torre e Mancino finisce fuori. Trasferitazione qua dell'Unione Diavoli che con giusti quei 2 passaggi, la velocità giusta, la perfezione giusta arrivano in porta. Questa volta si può dire un gol sbagliato per la Torre che aveva più di metà porta libera, lì devi far gol. Il palo prima, questo gol saremo su 3-3. Pava lotta, Pava ancora. Andiamo. La tutta per Ziberi. Deviazione di Pavanetto, il pallone finisce a Celotto, la scarica su Favaro, finato, lancio un po' troppo ambizioso per Ziberi, mancano 2 minuti e 7 secondi alla fine del primo tempo. Adesso Pavanetto. Simonetti sbaglia l'aggancio, adesso sarà time out chiamato da mister Brusaferri quando mancano 1 minuto e 57 secondi. Sa quanto è importante blindare il risultato prima della fine del primo tempo. Tanto aggiorniamo il risultato dei campi con l'Arzignano che è avanti per 1-0, Futsal Infiniti Godego avanti per 1-0 sul Pupi, 2-2 tra Marca Futsal Montebelluna e Miti Vicinalis e 1-0 del Cosmos in casa del Vigo Real. Classifica che sta dando già le prime sentenze con il Valdagno che è ultimo a 3 punti dalla zona play-out, dove si trovano Marca Futsal Montebelluna e Vigo Real, mentre davanti un Montello sempre il primo a 60 punti, seguito dall'Arzignana a 57 e l'Atletico Conegliano a 46. Montello che ha inaugurato questa giornata vincendo contro un'Ostica Mestre Fenice che ha fatto più di qualche vittima illustre, soprattutto qua a Conegliano lo sanno bene, 3 partite, 3 sconfitte e sono quarti meritatamente, Andrea permettimi di dire questa vaccinazione. Simonetti, Favaro, scipa il pallone, parte in contropiede, tocca a Brusaferri che trova la punta, para Spagnuolo, poi pallone allontanato definitivamente dalla torre, e prima ho preso non delle parole al miere da Pavanetto. Forse questo deve essere un po' il gioco che adesso deve fare il Conegliano, quando non ha la palla tra i piedi, aggredire e ripartire velocemente, perché uno Diavoli vuoi o non vuoi qualche spazio lo lascerà adesso. Brusaferri cerca finato sul secondo palo, lotta Simonetti, poi Pavanetto, viene su Beltrame finato, adesso parte contropiede per l'imbucata di Favaro per Brusaferri che non trova sul secondo palo il tap-in di finato. Qua il Conegliano ha fatto l'Unione Diavoli, do la palla, mi muovo, creo spazio, trovo lo spazio
e lo attacco e le azioni si creano così alla fine, ecco qua. Pavanetto bloccato da Favaro. Adesso Finato prova a liberare il destro. Fallo dal direttore di gara. Mai andato il pallone, non neanche vista la Tanto il direttore di gara che richiama Pavanetto. Simonetti sbaglia il tocco. Adesso rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo. Favaro che non ha nessuna fretta di giocare questo pallone, infatti Conegliano che lascia scorrere il tempo, non è della stessa idea con Ziberi. Finisce qui il primo tempo tra Conegliano e Union Davoli, situazione di 3-1 per i padroni di casa, risultato un po' bugiardo rispetto a quello che si è visto in partita, con il Conegliano che è riuscito a portare quelle poche occasioni che ha avuto, mentre l'Union Diavoli ha un po' sprecato le occasioni davanti a Celotto.
partire? Il 64%. Vabbè, basta così. Sì, beh, basta. Hai visto quanta carica ha? 62%. Tutto pronto al Palastadio per la ripresa del match tra Atletico Conegliano e Union Diavoli. Primo tempo non con il solito copione della partita dell'Atletico Conegliano, molto in difficoltà nel giro palla la squadra di casa, che ha trovato il gol nelle poche occasioni che ha avuto, soprattutto con tiri dalla distanza. Adesso Veseli, mentre l'Union Diavoli hanno sprecato tanto, un palo colpito e un gol quasi a porta vuota sbagliato dalla Torre, e siamo rimasti su 3-1 per il Conegliano. Favaro vince il rimpallo, poi Mamovic la tocca per Favaro con grande qualità. Ziberi se ne va, Ziberi la tocca per Favaro! 4-1, splendida giocata di Ziberi, che si inventa un altro assist per il numero 8, Favaro. Quella giocata, Andrea, valeva come un gol, ha mandato proprio, ha saltato di netto l'avversario, e poi è stato anche molto altruista a metterla dentro per Favaro che segna il gol del 4-1. Meglio non poteva iniziare questo secondo tempo per il Conegliano, che certifica il vantaggio e adesso può giocare con la mente molto ma molto più libera. Favaro prova Scotton, che la tocca ancora per Favaro, che vuole restituirla al numero 8. Ha chiuso l'autore del gol. Adesso Ziberi punta, para sul primo palo spagnuolo ed è calcio d'angolo con il Conegliano che è rientrato in campo con un appiglio ben diverso da come ha chiuso la prima frazione di gara. Conegliano che con questi 4 gol sarà 94 gol fatti. Intanto Mamovic colpisce forse Favaro prova a lanciare il contropiede Beltrame. Scotton, Favaro, c'è un 3 contro 2 che viene guidato da Ziberi, che vuole saltare Sacca, poi Veseli un po' frettoloso. Qua era ultimo uomo, ha deciso di spazzare via tutto per non rischiare come ha fatto Brusaferri nel primo tempo e non badare al sodo e scacciare ogni pensiero. Favaro sbaglia il tocco per metà tra Sacca e Capitan Beltrame, con Spagnuolo che è costretto ad intervenire e spedire in rimessa laterale. Nel nuovo possesso per il Conegliano. Ziberi la tocca per il suo connazionale Veseli. Adesso prova ad impostare, prova a lottare il numero 19, chiuso fuori di fisico da Scotton. Sa che con questa situazione di punteggio, ottimo l'intervento di Veseli, poi Ziberi di gestire un pallone difficile, infatti finisce fuori. concludo con questa situazione di punteggio. Mister Brusaferri non decide di far entrare Suriani in classe 2007, è arrivato a gennaio. Intanto Favaro trova uno splendido gol di Mancino, si porta a spasso la difesa del Conegliano e scarica un Mancina di imbracciare che buca Celotto ed è 4-2. Conegliano che ancora una volta fatica in situazione di vantaggio a mantenere la presa salda sulla partita. Adesso ancora Favaro, ancora con il Mancino, salva Celotto che vuole il lancio lungo, chiude Scottone su Favaro. Mamovic, tiro deviato. Ma i due gol dell'Union Diavoli sono due fotocopie, palla lunga, il pivot che la gestisce. Il gol arriva così, ma anche tante occasioni da parte degli ospiti. Mi sembra incredibile come mister Brusaferri non sia riuscito a trovare una quadra
a questo gioco dell'Unione Diavoli che è sempre lo stesso, è molto basico, diciamo. Adesso prova a rispondere al gol conigliano con Veseli. Trova Imamovic che si gira, salva Sacca, adesso contropiede dato da Favero, ma interviene su di lui Favero. Imamovic, Ziberi cerca Favero, Ziberi, manca conclusione, tiro un po' strozzato del numero 10 in uno splendido dialogo con il numero 8, sembrava uno specchio, il riflesso del gol del 4-1. Il numero 10 ha mancato proprio il tempismo per riuscire a colpire, forse anche lo stop è stato un po' lungo, non è riuscito a stoppare col destro e tirare col sinistro perché la palla gli è scappata via. Lo spazio era veramente minimo. È appena nominato, si sta scaldando il numero 21 Suriani, è arrivato a gennaio, sembra Celotto. Fallo, ammonizione per Beltrame che strattona e butta a terra Imamovic lanciato verso la porta. Non discute neanche il capitano dell'Atletico dell'Unione Diavoli. C'è una ottima occasione da fermo per i padroni di casa. Ho scelto il male minore qua, il numero 6 che ha atterrato Imamovic. L'ultima volta che abbiamo visto questi due sul pallone è successo qualcosa di straordinario col gol di Imamovic. Speriamo, questa volta sembra la palla a monopolio di Ziberi, ma non si sa mai. Vediamo se Ziberi vuole aumentare il suo palmarès di gol del mese. Parte Ziberi che la tocca per Veseli, Imamovic chiude Sacca, poi ancora Ziberi, gestire un pallone difficile, Veseli sbaglia il tocco per Imamovic che mette una pezza e interviene e prova a partire di nuovo in contropiede. Intanto adesso si chiariscono ancora una volta. Ziberi dopo l'extra pass di Veseli per Imamovic gli aveva detto da quella posizione devi tirare, non aveva tutti i torti il numero 10 perché il numero 19 era davvero a pochi passi dalla porta e quella è la migliore occasione per riuscire a far male e rimettere 3 gol di distanza. Grandi proteste dalla panchina dell'Unione Diavoli che hanno visto un fallo fischiato proprio davanti alla loro panchina, non dal direttore di gara su quella corsia ma da quello della corsia opposta, e questo ha scatenato l'ira dell'allenatore dell'Unione Diavoli. Sacca, mani. Simonetti la gestisce benissimo ma viene raddoppiato da Ziberi che parte in contropiede, prova la punta, tunnel ed è calcio d'angolo. Imamovic, calcio d'angolo sprecato dal numero 17. Adesso va Pavanetto che dialoga con la Torre che si lancia, supera Favaro in velocità, però rinviene e lo conduce in calcio d'angolo. Veseli sbaglia il tocco e forse colpisce Simonetti al centro dell'area e poi c'è fallo di Martin. Forse Veseli aveva accecato la palla e da questa posizione non siamo proprio vicinissimi, ma qualcosa secondo me ha toccato dell'avversario. Gli arbitri hanno valutato non fallo, ma secondo me ha rischiato tantissimo il numero 19. Ho detto che non sta sembrando una direzione perfetta quella dei due direttori di gara che hanno perso un po' il controllo della gara, nervi molto tesi dalle parti dell'Unione Diavoli. Tanto Favaro elegante e conduce, Finato perché sul secondo palo Carbuccia. Martino salva su Pavanetto e spedisce fuori. Mancano 15 minuti e 9 secondi alla fine del secondo tempo, situazione di 4-2 per il Conegliano.
un bel secondo tempo ricco di emozioni, anche tante azioni pericolose, questa volta anche da parte del Conegliano, che si è fatto vedere molto più spesso dalle parti di Spagnuolo rispetto, penso, quasi circa più della metà del primo tempo. Martin Finato lavora lentamente, spalla alla porta. Carbuccia, la tocca per Brusaferri. Celotto. Martin è toccato alle spalle da Simonetti che vista il pallone. Ancora Simonetti a lottare su Carbuccia, però si gira dalla parte giusta. Brusaferri chiude Pavanetto. Brusaferri, Martin, Carbuccia è costretto ad indietreggiare. Di Mancino spedisce il pallone in rimessa laterale con il pressing dell'Union Diavoli, che quando sale con i tempi giusti mette sempre in difficoltà la palla del Conegliano. Carbuccia aveva già rischiato pochi secondi fa, prima era riuscito a disimpegnarsi, questa volta ha dovuto cacciare i palloni in rimessa laterale per evitare ulteriori guai. Simonetti protegge palla sta la rimessa laterale da Torre. Sacca, Pavanetto, ancora Sacca. Simonetti anticipato da Martina. Celotto lancia il contropiede, ma interviene Pavanetto che lancia il 3 contro 2. Pavanetto trattenuto alle spalle da Martina. Pavanetto che chiede il giallo per la trattenuta, forse ci poteva stare. Martin sembra averne sempre di meno rispetto agli avversari. Una volta saltato non riesce più a rinvenire sul diretto avversario, e questo provoca tanti falli, e anche questa volta ha rischiato perché l'ha tirato per la maglia e poteva diventare giallo questa situazione, poteva anche rendersi molto più pericolosa, ma adesso è già pericolosa di suo. Parte Pavanetto, prova il destro a rientrare. Il pallone non proprio al bacio di Sacca, che era un po' masticato. Pavanetto ha dovuto fermare la sua corsa per arrivare al tiro. Ancora Sacca che colpisce il palo direttamente da calcio d'angolo, mentre Carbuccia la spazza senza troppe pretese ed è rimessa dal fondo ancora per Spagnuolo. Favero su Martin, sbaglia il gioco di suola il numero 9 ed è possesso palla per l'attacco di Conegliano. Sta facendo fatica in questa fase di gara a consolidare il possesso, infatti la Torre recupera il pallone e spedisce fuori. Questo Brusaferri si affretta a sostituire Carbuccia dopo questo errore che poteva pagare Dazio. È stato troppo frettoloso la Torre, perché erano tre compagni contro il portiere. Fasanella dopo la sprint giocata di Finato, che ha superato Sacca con un ottimo gioco d'esterno. Stavi dicendo, Ale? Erano due compagni contro il portiere, lì con un po' più di calma in più si arrivava davanti alla porta facilmente e quasi quasi si faceva anche gol e si accorciavano ancora di più le distanze. Invece ha voluto tirare, il tiro è finito alto, preso un po' dalla fretta. Finato, Martin che la gioca male per Brusaferri ed esce al posto di Favaro. In questo momento della partita vediamo come ci sia un Conegliano con Ziberi Mamovic in campo, un Conegliano senza Ziberi Mamovic in campo. Togli loro due e la partita cambia completamente. Fasanella scarica su Favaro, pressing del Union Diavoli che per l'ennesima volta blocca qualsiasi tentativo di costruzione offensiva del Conegliano. Adesso Pavanetto
punta Fasanella e lo lascia sul posto. No, si è trascinato il pallone fuori, il numero 10. Mancano 11 minuti e 52 secondi alla fine di questo secondo tempo. Celotto la spedisce direttamente da il suo compagno di reparto con la mano dell'Unione Diavoli, La Torre. Pavanetto, manca l'aggancio. Adesso Unione Diavoli che si complica la vita da solo. Poi prova che viene ammonito ancora una volta. Arrivo con Ignaro che si è fatto sorprendere dopo che Diavoli si era da solo complicato il palleggio. Stesso fallo, stessa azione di prima di Beltrame con Imamovic, questa volta Finata ha scelto di stendere l'avversario, ma ancora una volta la palla lunga la soffre tantissimo questo Conegliano, e non è la prima volta che in casa arriva una squadra molto fisica che cerca il gioco sul pivot, e vanno tremendamente in difficoltà le armi di Brusaferri. Adesso altra occasione da fermo per l'Unione Diavoli che vuole accorciare le distanze e andare al 4-3. Il pallone La Torre, Pavanetto e anche Sacca, vediamo chi va. Parte Pavanetto che colpisce Fasanella in barriera, partito molto piano il tiro del numero 10. Forse pensava di trovare un angolo tra la barriera e il portiere, ma non è riuscito. Pavanetto scavalcato dal pallone di La Torre. Favero, Imamovic, interviene Sacca, fermato di fisico da Fasanella, ma il Conegliano sta facendo una fatica micidiale a trovare fluidità nella manovra offensiva. Anche solo a superare la propria metà campo, Andrea. C'è questo lancio lungo che molto spesso finisce d'arte di Spagnuolo o finisce sulla banda laterale e palla persa. Il Diavoli prende anche fiducia in queste situazioni e bisogna stare molto attenti, perché a Cesare Amicia il fuoco esplode. Sacca, tiro che colpisce Fasanella proprio lì dove fa molto male. Poi Celotto salva il numero 11 De Giovannis, miracoloso, ancora in classe 2008. Questo è un tiro a botta sicuro del numero 11. Celotto è riuscito a rialzarsi in piedi parzialmente e a salvare il tiro a botta sicura, e salva ancora una volta il risultato questo Conegliano. Se non ci sponga c'è Celotto che salva. Adesso rientra il duo Zuberi-Imamovic per aiutare questo Conegliano in difficoltà. Proprio Imamovic riesce a girarsi, adesso contropiede, Pavanetto la tocca, fallo del numero 10 su Sacca, altro cartellino giallo per l'Atletico Conegliano che continua a farsi sorprendere in contropiede. E quarto fallo per gli uomini di Mister Brusaferri, che, come detto prima, rischiano troppo, prendono troppo alla leggera, non coprono neanche con le coperture preventive, e una volta che magari un tiro o un rimpallo sorride agli Unione Diavoli va in porta, non ci mette tanto, corre e arriva dalle parti di Celotto. Adesso punizione, vanno sul pallone Pavanetto e De Giovannis. Pavanetto cerca Favero, spedisce alto, spreca un'altra occasione per accorciare le distanze l'Unione Diavoli, che in questa partita l'unica cosa che gli sta mancando è proprio la finalizzazione sotto porta. Imamovic si libera di due avversari e prova a lanciarsi verso la porta di Spagnuolo. Favero vuole andare sul mancino, lo tocca per Scotton, libero a destro, interviene su di lui l'altro numero 8 della partita, Favero. Adesso è diventato un po' un tiro al bersaglio quello dell'Unione Diavoli, che ci prova da tutte le posizioni, in tutti i modi.
Conegliano che si deve chiudere e soffrire e provare a resistere. Cotton, pallone che fischia il palo, ancora graziato all'atletico conegliano che in questa partita sta facendo veramente tanta fatica. E i giocatori non sembrano nemmeno in grande fiducia. Adesso Favero punta e para Celotto. Severi aveva appena assegnato Brusaferri e Brusaferri ha riperso e poi dovremmo dire che soprattutto, concedimi questa affermazione, mentalmente non sono in partita, magari pensano di non aver già centrato l'obiettivo stagionale, ma bisogna giocare fino all'ultimo. Tanto ottimo scambio tra Imamovic e Favero. Favero si fa ipnotizzare da Spagnuolo. E lì però, Andrea, anche se Favero non è uno che si trova spesso davanti alla porta lì, bisogna fare meglio, bisogna cercare di far gol, non si può pensare di sprecare un'occasione in questo modo, perché è un'occasione che dà fiducia al Diavoli Vediamo che per l'ennesima volta perde il pallone in fase di possesso. Adesso Favero, tocca per De Giovannis che cade, chiede il fallo. Celotto lancia il contropiede, prova la punta per Favero, sbaglia. c'è poca tranquillità in campo, cioè. Anche mister Brusaferri dalla panchina molto arrabbiato per le palle perse, ma anche per l'occasione sprecata di prima. Ha tirato un calcio a un pallone che passava lì di fianco, calcio di frustrazione. Tacco di Scotton per Favero, interviene Ziberi, Favero, Fasanella, ancora Favero, Ziberi, cerca e trova Imamovic che deve gestire un pallone, viene raddoppiato, adesso De Giovannis prende contropiede, la tocca per Beltrame, Favero sbaglia l'aggancio che poteva portare un 3 contro 1 per il Conegliano. Anche questo è un errore che sembra piccolo, ma alla fine guidi palla e guidi un contropiede che può diventare pericoloso, invece no, dai, possesso del Diavolo. Imamovic che prova al destro, c'era Ziberi libero sull'altra fascia, non l'ha visto il numero 17. Anche qui Andrea poteva Tanto nervosismo. condurre molto di più la palla e trovare un 2 contro 2 e poi dall'altra parte Ziberi, non l'ultimo arrivato. Questo momento funziona. Ziberi cerca sul secondo palo Fasanella, interviene Spagnuolo che adesso lancia il contropiede per De Giovannis, buca l'intervento Imamovic ma sbaglia anche il controllo De Giovannis. Favero, Chinato, Favero, Fasanella che sta per perdere un pallone sanguinoso sulla pressione di La Torre, per fortuna per il Conegliano, pallone che finisce sul fondo. Poco movimento soprattutto senza palla, cioè tutti aspettano la palla fermi e La Torre punta, libera il mancino sulla respinta, interviene Celotto e poi salva Fasanella sulla linea. Adesso ancora La Torre, interviene di tacco Scotton. Adesso è successo veramente di tutto nell'area di rigore del Conegliano, che ha provato prima La Torre e poi di testa Scotton, hanno salvato sulla linea prima Favero e poi deve sembrare che ci sia un muro davanti alla porta di Celotto, proprio non Diavoli ci ha provato in tutti i modi, ma è riuscito il Conegliano a salvare questo 4-2 che sembra vacillare sempre di più minuto dopo minuto. Favero, tacco di De Giovannis per La Torre, poi Scotton, ancora Celotto, provvidenziale, il migliore in campo, il numero 30, Favero, triplicato addirittura, si libera della marcatura con un tunnel, adesso un po' di respiro per la difesa del Conegliano. Finato, Fasanella, Ziberi,
Favero. Ancora Fasanella che la ritocca per Favero, para Spagnuolo, poi si addormenta per un attimo del Giovannis. Finato, spalla alla porta, la tocca per Fasanella che però è destro e vuole rientrare. Adesso sono attacchi confusionali sia da una parte che dall'altra e tutti provano a metterci qualcosa in più per riuscire chi a portarsi avanti, chi a accorciare il risultato. Finato. Tocca per Martin, pallone scomodo. Ziberi la incolla sul piede, prova a girare il destro, calcio d'angolo, deviato il tiro. Adesso time out chiamato da mister Brusaferri quando mancano 6 minuti alla fine di questo secondo tempo. Situazione negli altri campi con l'Arzignano che vince per 3-2 sul campo del Miane, 1-1 tra il Futsal Pliti Godego e il Pubi, 4-2 delle Miti Vicinalis in casa del Marca Futsal Belluna e il Vigorial che perde per 1-3 contro il Cosmos 9. Ricordiamo che all'Arzignano bastano 4 punti in 3 partite per ipotecare la promozione, quella che ormai sembra un passo per il Montello, manca davvero poco e qui a Conegliano si spera questa classifica rimetterla in piedi, ma è molto difficile, soprattutto con una vittoria oggi basterebbe un pareggio in 2 partite per gli Abre e compagni per festeggiare. Adesso calcio d'angolo per il Conegliano, vediamo se i giallo-blu riusciranno a chiudere il discorso, anche se neanche un 5-2 potrebbe far stare tranquilli i tifosi qui a Palastadio. Martin punta, poi Ziberi al volo, ancora calcio d'angolo. Fasanella. Ziberi al mancino, pallone che finisce alto di qualche metro. Pavanetto. Beltrame, la torre, passa in mezzo a 2 e poi la tocca ancora per Pavanetto, salva ancora Celotto, veramente il 2008 sta tenendo piedi un Conegliano realizzato. La facilità con cui gli Diavoli riescono ad arrivare non solo dalle parti di Celotto ma proprio al tiro è disarmante. Non abbiamo visto una prova difensiva così di questo Conegliano, di questo campionato, soprattutto in casa, ma penso di parlare in generale. Fasanella rientra sul destro e prova a calciare, pallone deviato a me, adesso ancora lancio lungo, Ziberi con i tempi giusti su Pavanetto. Fasanella non supera la marcatura di Sacca. Martin. Veseli. Finato. Non fa. Passaggio adesso ancora Ziberi che prova attacco per Finato. Che riesce comunque a lanciarsi in contropiede. Cerca Ziberi, c'è il secondo parte, viene Spagnolo. 4 minuti e 40 secondi alla fine di questo secondo tempo. Martin passa e si lancia. Martin! Sfiora il gran gol, numero 6. Adesso time out tra le fila dell'Unione Diavoli. Chissà che mister Friziero non stia pensando all'arma del quinto uomo. Ma quello a cui si sta aggrappando questo Conegliano sono proprio le azioni individuali. Un giocatore che prende, salta l'uomo, arriva a tirare, sia Ziberi, Martin o chi penso, ma non c'è un gioco corale, non c'è voglia di mostrare quanto sia una squadra che in questo campionato abbia fatto vedere anche delle partite importanti, come possiamo pensare alla vittoria in casa contro Montello. Penso sia la partita più bella di questo
questo Conegliano e nel frattempo l'Arzignano ha allungato su 4-2, quindi sempre più difficile. E a ripartire mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine di questo secondo tempo. Vediamo se il Conegliano riuscirà a blindare il risultato. Pavanetto per Sacca, Beltrame, Pavanetto, rimessa laterale mentre sale il quinto uomo con la impigliato da portiere di movimento. Proprio lui resta a gestire il pallone. Favero, Beltrame, Favero, La Torre, Sacca, Torre, Favero, buono il giro palla, adesso Celotto sbaglia la presa e concede un calcio d'angolo ai Diavoli. Celotto stava già pensando all'azione successiva cosa avrebbe fatto e non si è concentrato in quello che era il presente. Sacca, La Torre, ancora Sacca a dialogare con La Torre, Favero, La Torre cerca il passaggio diretto per Pavanetto, Favero, adesso Veseli non trova lo spazio per la conclusione, Beltrame trova il gol del quota 3 Pavanetto che sulla respinta un po' insicura di Celotto trova la spizzata di testa. Sono così, forse poteva riaprire l'Unione Diavoli, è stata una deviazione fortunosa. Celotto questa volta non ci è arrivato bene, Pavanetto da 2 centimetri proprio l'ha buttata dentro. Beltrame, Pavanetto, Celotto, lancio perfinato che deve controllare un pallone difficile. Adesso ritornano i mostri in casa, i fantasmi nell'armadio in casa Conegliano, perché le ultime partite sono andate proprio così. Pavanetto salva Veseli, Favero, gioco di gambe però viene interrotto da Beltrame. 2 minuti e 40 secondi alla fine di questo secondo tempo. Favero salta secco Veseli e si lancia. Favero la tocca per Pavanetto, Celotto, Zeberi, esce Spagnuolo, rimessa laterale per il Conegliano. L'attenzione deve essere massima, perché qui un gol andrebbe al diavolo il Conegliano e chiuderebbe anzitempo la stagione. Risale il quinto uomo, Beltrame, Sacca, ora Beltrame, La Torre ha un po' di spazio, Beltrame, Pavanetto, la tocca per La Torre, chiude sul primo palo Celotto, ma minuto e 56 secondi e il Conegliano sta difendendo molto male il suo quinto uomo. Sta rischiando tantissimo Andrea, ancora più in difficoltà rispetto a prima e devono fare molta attenzione. Sacca, Beltrame, ancora Beltrame, Sacca, Beltrame può trovare la conclusione con Pavanetto, trovato libero sul secondo palo con la coscia sinistra, trova con la coscia sinistra il gol. Adesso ripare per il Conegliano che sembra avere il morale totalmente a terra. Finato
Favaro. Due azioni col quinto uomo, 2 gol. Non sono plausibili. Soprattutto quando sei sopra 4-2 in 1 minuto e mezzo subisci 2 gol. E adesso rischia ancora. Si sono salvati per circa un tempo dove Celotto ha salvato di tutto, ma alla fine il conto è arrivato e salato anche. Beltrame sfiora il gol che sarebbe stato un clamoroso 5-4 per l'Unione Diavoli. Va detto che Gli Diavoli hanno meritato largamente questo pareggio. Finato. Veseli. Ziberi. Finato. La tocca per Veseli. Pallone chiuso. Adesso contropiede dell'Unione Diavoli con Scottone che cerca Pavanetto, chiuso da Favaro. Qua è stato come un gol l'intervento di Favaro, perché l'attaccante era tu per tu con il portiere. ora tiro deviato da Scottone. Anche no, 39 secondi, adesso l'Unione Diavoli ci credono. Ma la battuta della messa laterale Beltrame. Favaro tiro montato la colonna, adesso è un assedio dell'Unione Diavoli. Anche nel linguaggio del corpo Conegliano sembra proprio deciso. Favaro che finisce il campionato, mancano 30 secondi. Conegliano non sembra avere la forza di poter reagire a questo pareggio. Celotto. Finato. Chiuso. Adesso Ziberi trova Veseli con un po' di spazio che si gira dal lato dove è marcato. Celotto si addormenta. Si ingambera con il controllo palla. Ancora qua si erano addormentati i ragazzi di Conegliano che avevano lasciato Favaro da solo a rimestare il portiere. Favaro non trova. È lunga, scendi! Scottone, adesso lancio lungo di Celotto, totalmente sballato. E finisce qui. Finisce per 4-4 il match tra Conegliano e Unione Diavoli. Una partita dove il pareggio è stato largamente meritato dall'Unione Diavoli, con un Conegliano che è stato bravo a finalizzare le poche occasioni avute, ma è stato veramente troppo fragile in difesa, graziato dal palo nel primo tempo e salvato ripetutamente da un Celotto in splendida forma. Vabbè, il secondo pareggio consecutivo in casa non vince da 3 partite, perché prima è arrivata la sconfitta, c'è qualcosa che non va prima nella mente dei ragazzi di Mister Brusaferri, che forse hanno già mollato il campionato con l'Arzignano di più. Diciamo che forse a questo Unione Diavoli il 4-4 va stretto. Squadre, vi salutiamo qui con questo punteggio e con voi ci sono stati Andrea Madero, Alessio Morettin.